In queste puntate, feste per i 90 anni di filologiche, inquinamento Udin als basse le emissioni, fuori rotta un festival per 8.000 viaggiatori, gli appuntamenti delle settimane. Musiche, ball e animazione teatrale sono stati i fondamenti di feste dedicate ai frutti delle scuole primarie che si tenute all'Auditorium della Regione a Udin in occasione dei 90 anni delle Società Filologiche Furlane, che si tenute all'Auditorium della Regione a Udin. Il programma di iniziative dal titolo Augurons Siore Filologiche, che ha veduto la partecipazione di un gruppo di frus, ha offerto un quadro originale e vivaroso di storie e di attività de benemerite, doprante in tut e perdut la lingua furlane. I frutti hanno presentato attraverso dal gioco le differenze linguistiche esistenti nelle varie realtà del territorio furlan e hanno mostrato che fino a poco tempo in da non gli era possibile imparare a scuola la storia delle nostre terre, avendo coscienza della nostra identità fin di piccoli. Perché l'assessore regionale Roberto Molinaro ha rivelato l'importanza di insegnare la marilenga alle scuole, che stanno su 64.000 allievi iscritti alle scuole di infanzia, primarie e medie delle province di Gorizia, Pordenone e Udin, a sono 32.000, un su due, che hanno scelto di imparare le materie anche per Furlan. Le feste di melodie di canzoni e di coreografie sono là a memoriare i momenti che segnavano la vita dei nostri savoni. Al spettacolo hanno collaborato con la regia di Dino Persello, gli allievi delle prime e medie delle scuole Bernardino Partenio di Spilimberg, il coro Le Semicrome dall'Istituto Comprensivo di Tavagnà e i piccoli ballerini dell'Associazione Folcloristica Regionale dei Giovani. Il Comune di Udin ha rientrato al PAD dai Sindics, il documento fatto buon dell'Unione Europea, che ha dato un obiettivo chiaro alle città, vengono stati ridotti dal 20% i gas inquinanti. C'è molto. Reventa a studiare politiche che fanno crescere la parte di energia che si dà in città e che vengono di fonti rinnovabili, ma anche migliorando l'efficienza energetica delle imprese che vanno a elettriche e sparagnando più energia che si può. In che scantin già si è incentivata l'operazione di Casa Clima, che vuole sburtare a fare sugli stiasi in maniera attenta alle loro climatizzazioni. La giunta di Udin come è vuole là più in là e ha fatto buone la delibera di adesione che si sarà votata dal Consiglio e farà di Udin il primo comune dal Friuli, Vignesi e Giulie a entrare in questa accordo dove che sono presenti già ormai 90 città d'Italia. Tutto questo ragionamento non ha come implicazioni etiche e ecologiche, ma anche economiche. Sparagnare energie vuol dire prima di tutto sparagnare. E mentre Udin vuole avere un'autosufficienza di energie d'ogni dal zero, sono città europee che producono di Bessolis il 50% che consumano, doprando dome fonti rinnovabili. Più di 8.000 persone hanno fatto parte agli eventi di Fuori Rotta, la manifestazione dedicata al viaggio in maniera dell'associazione Vicino Lontano. In calendario per quinta edizione della rassegna sono stati più di 40 appuntamenti, incontri e proiezioni di immagini, film e documentari, letture e presentazioni di libri, una mostra fotografiche, una tavola ronda sulle industrie turistiche, un laboratorio di scritture e un di fotografie di viaggio. La città intera è stata interessata alle manifestazioni, ma il look symbol è stato l'edificio des messaggeries di Viale Europa Unida, un deposito abbandonato di ferrovie proprio ad ogni stazione. Culè, in un posto dismantellato ma centrale della città, e hanno avuto centri di iniziative cominciate con un bel spettacolo di letture sul tema del viaggio, dall'innominato attore Giuseppe Cederna. Un focus all'estate dedicato a Albania, paese che è un'evore d'ogni d'Italia ma che resta un'evore lontano dall'Europa. Con incontri, dibattiti, spettacoli, film e presentazioni di libri si è potuto capire meglio il stato di una nazione che è entrata con forza alle nostre realtà attraverso l'immigrazione, ma che prova come a farsi conoscere in maniera più profonda per farsi accettare e benvolere senza pregiudizi.
Gli appuntamenti de settimane. Presentazione dei documentari di Enrico Folisi. 1917 Annus Terribilis, 1918 L'orribile anno della vittoria, 1919 l'anno della pace e della ricostruzione. Martar 16 di novembre e 5 spomisdì, tesale convignis di Palazzo Antonini. La contemporaneità del sacro, convigna con interventi di Furio Onsel, Nicola Strizzolo e Livio Sossi. Vina 6 di novembre e 11 a Buinore al Liceo Marinelli. Il Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Per rappresentazione delle orchestre filarmoniche marchigiane e dal coro liric marchigiano Vincenzo Bellini. Domenica ai 22 di novembre ai 4 da spomisdì al Teatro Nuovo.